È stata la rottura dell'ancoraggio sul quale si stava calando dal Crodon di Giaffa a far precipitare Giovanni Anziuti. La scomparsa del 71enne stimato uomo di montagna ha suscitato grande cordoglio in Carnia. Per festeggiare il compleanno evade dai domiciliari abusa di 2 ragazze. Protagonista della vicenda un 28enne sloveno residente a Trieste che ha aggredito 2 turiste straniere dopo aver assunto alcol e stupefacenti. Per il quinto giorno consecutivo tenta di entrare a scuola senza Green Pass. Per un docente della Manzoni di Udine scatta la sospensione. Momenti di tensione fuori da scuola dove arrivano anche i carabinieri. Effetto Green Pass sulle farmacie. Dal 14 ottobre sarà molto complicato prenotare un tampone rapido. Agende occupate per intere settimane, in alcuni casi sold out fino a Natale. Udinese domani in campo a Roma per il riscatto dopo la pesante sconfitta contro il Napoli. Tanti ballottaggi nella testa di Gotti che prepara l'inserimento dei nuovi ed è pronto Perez in difesa. Buonasera a tutti voi, bentrovati all'edizione serale del nostro telegiornale. In apertura una tragedia della montagna, si spezza la corda con cui si sta calando, è stato trovato morto l'alpinista che era disperso da ieri nelle Dolomiti friulane, Giovanni Anziuti, 71enne, molto noto e stimato in Carnia tra i frequentatori della montagna. È stato trovato morto ai piedi del Crodon di Giaffa Giovanni Anziuti, l'esperto alpinista di Tolmezzo, originario di Forni di Sopra, che non aveva fatto rientro a casa dopo essere uscito per una camminata. Il 71enne era partito dalla sua abitazione di Forni di Sopra, diretto a uno dei torioni che sovrastano Forcella Scodavacca nelle Dolomiti friulane. A dare l'allarme, ieri pomeriggio, era stato il figlio che non l'aveva visto rientrare a casa. Il corpo è stato trovato questa mattina dal soccorso alpino e dall'equipaggio del SUEM sul versante veneto durante la prima perlustrazione con elicottero della Protezione Civile. A recuperarlo l'elicottero Falco di Pieve di Cadore con a bordo il medico per la costantazione del decesso. All'origine della tragedia la rottura dell'ancoraggio sul quale l'uomo si stava calando in corda doppia dopo aver raggiunto la cima. La scomparsa di Anziuti desta un grande cordoglio in Carnia e nell'ambiente alpinistico. Vanni, così lo chiamavano tutti, era persona molto stimata, cordiale, sempre impegnato in attività associative, era presidente dell'ASCA, l'associazione delle sezioni CAI di Carnia, Valcanale e Canal del Ferro, con la quale organizzava il festival letterario Leggi Montagna. Era anche consigliere all'interno del CAI di Forni di Sopra. Abusa di 2 giovani turiste dopo essere evaso dagli arresti domiciliari per festeggiare il suo compleanno. È successo venerdì scorso a Trieste. L'aggressore, un 28enne, è stato fermato dai carabinieri. Un detenuto agli arresti domiciliari è evaso per festeggiare il compleanno e ha abusato di 2 giovani turiste straniere. È stato arrestato dai carabinieri di via Ermet a Trieste per evasione e violenza sessuale aggravata. Si tratta di un cittadino sloveno di 28 anni. Le vittime l'avevano conosciuto nelle vie del centro venerdì scorso. Nonostante la misura detentiva domiciliare, il 28enne stava festeggiando il compleanno con alcuni amici e le ha invitate a unirsi a loro. In serata l'arrestato ha consumato alcolici e stupefacenti. A tarda notte, rimasto solo con una delle giovani, l'ha immobilizzata e costretta a un rapporto sessuale. Dopo la violenza, la giovane è fuggita, ha chiamato la connazionale riferendole quanto accaduto e anche quest'ultima è stata bloccata e palpeggiata più volte dal cittadino sloveno. I carabinieri, intervenuti rapidamente, hanno soccorso le 2 vittime e poi accompagnate all'ospedale Burlo Garofalo per le cure. Identificato subito l'aggressore, tratto in arresto.
Ugo Rossi, il candidato sindaco di Trieste del movimento 3V, domani mattina sarà processato per direttissima a Trieste. L'attivista udinese Novax sarà giudicato sui fatti avvenuti ieri che hanno portato i carabinieri del capoluogo giuliano ad arrestarlo per oltraggio e resistenza pubblico ufficiale, oltre che per lesioni aggravate arrecate a 2 militari dell'Arma. Rossi era stato ammanettato dopo i disordini che si erano verificati nel primissimo pomeriggio in via Sanzio, quando il candidato sindaco si era recato all'esterno dell'ufficio postale per solidarizzare con la sua capolista, impossibilitata a rimanere all'interno dell'ufficio perché non voleva indossare correttamente la mascherina. Lo stesso Rossi, nonostante qualche acciacco, un vistoso collare cervicale, ieri sera ha raccontato in una diretta Facebook la sua versione dei fatti, puntando il dito contro l'operato dei carabinieri di Trieste che avrebbero cercato di metterlo in difficoltà, prima tentando di farsi riprendere con il suo telefonino e poi inscenando un infortunio. Volevano provocarmi, ha spiegato Rossi, ma ho resistito senza commettere alcuna violenza. Poi la situazione è degenerata, sono finito a terra subendo una violenza inaudita, ha detto ancora il candidato sindaco. La versione dei carabinieri chiude, fa acqua da tutte le parti, ma non cederò nella mia lotta per la libertà. C'è un altro colpo verso le prossime elezioni amministrative di Pordenone. Anna Ciriani, riammessa ieri alla corsa a sindaco dopo una sentenza del TAR, ha chiesto attraverso il suo legale il rinvio del voto. Questo perché contesta il fatto di aver perso 20 giorni di campagna elettorale. Sul tema ora dovrà rispondere la direzione regionale delle autonomie locali. È rientrata in corsa per la fascia di sindaco del comune di Pordenone a pieno titolo, dopo essere stata riammessa dalla commissione elettorale in seguito a una sentenza del TAR, ma ha perso 20 giorni di campagna elettorale. Per questo Anna Ciriani, candidata per la lista Amiamo Pordenone, pretende di recuperare quel tempo rispetto ai suoi avversari, il sindaco uscente Alessandro Ciriani, sostenuto dal centrodestra, Gianni Zanolin per centrosinistra e 5 Stelle e Vito Claut di Coalizione Etica. L'avvocato Francesco Furlan, per conto della candidata e della sua lista, ha inviato oggi alla prefettura di Pordenone e ai competenti uffici regionali una richiesta di slittamento della data delle elezioni per le amministrative, in programma il 3 e 4 ottobre a Pordenone. Secondo il legale, a propria volta componente della lista a sostegno della candidata, l'esclusione dalla campagna elettorale di Anna Ciriani da fine agosto, a seguito della decisione della Commissione elettorale circoscrizionale, in un primo momento confermata da TAR e Consiglio di Stato, ma poi rivista dal Tribunale amministrativo del Friuli Venezia Giulia, avrebbe fatto cadere i requisiti della par condicio. Si attende quindi la risposta della direzione regionale alle autonomie locali, chiamata ad esprimersi sulla questione. Un'ipotesi, quella del rinvio, che ha messo in fibrillazione la politica pordenonese, i candidati e le liste a 10 giorni dal voto. Il presidente della regione Fedriga ha fatto il punto dopo le manifestazioni Novax e i toni che, come abbiamo visto prima, si sono particolarmente alzati a Trieste. Voglio esprimere solidarietà alle forze dell'ordine, ai carabinieri in questo caso, perché come sapete ho sempre detto che dobbiamo coinvolgere i cittadini senza crocifiggere nessuno, però c'è un limite, e il limite è quello della violenza e dell'intolleranza, e questo ovviamente non possiamo accettarlo. Per quanto riguarda il rischio di tensione, ovviamente lo stiamo vedendo nel Paese, mi auguro che con il buon senso lo si possa superare, e mi auguro che l'accompagnamento dei cittadini possa portare dalla parte delle verità scientifiche la più grande fetta di popolazione possibile, anche chi oggi ha paura. Fedriga ha anche ribadito la posizione della Lega in merito al Green Pass. Mi sembra che ci sono state sensibilità diverse sul Green Pass, ma non mi sembra di aver visto Novax che dicevano non vaccinatevi a chiunque, così magari c'è stato qualche dubbio sull'età ed altro, ma nessuno si è schierato contro il vaccino. Io sono un sostenitore del vaccino, come sapete. Penso però altrettanto che contrapporre il Paese negli schieramenti dove dicono che il vaccino uccide le persone o che il Green Pass è nazista, e dall'altro invece chi vorrebbe dare il Green Pass anche per andare ai servizi igienici, penso che ci deve essere una via di equilibrio, perché altrimenti, ribadisco, rischiamo di perdere la battaglia con la pandemia. Noi dobbiamo in questo momento vincerla insieme, le istituzioni insieme ai cittadini. Il Presidente ha fatto anche il punto sulla questione migranti al termine degli incontri con il sottosegretario Nicola Molteni. Abbiamo anche sottolineato le possibili future criticità che potrebbero esserci, pensiamo alla crisi afghana. Su questo come Regione abbiamo chiesto che possano essere messe in campo tutte le misure necessarie, non soltanto nazionali ma anche europee. Penso al presidio dei confini dei paesi come può essere la Croazia, che è un partner
fondamentale per l'Italia e per il Friuli Venezia Giulia, con la quale dobbiamo collaborare proprio per evitare che le frontiere esterne diventino permeabili. Insegnante non può entrare in una scuola di Udine per il quinto giorno consecutivo e scatta la sospensione. Al momento però non sarà sostituito. Il dirigente scolastico Paolo Denardo, in attesa di avere dal Ministero maggiori chiarimenti sul provvedimento, lo sostituirà con personale docente assegnato in organico alle scuole attraverso una legge del 2015. Cerca di entrare a scuola senza Green Pass per il quinto giorno consecutivo. Alle sue lunghe insistenze la direzione è stata costretta a chiamare le forze dell'ordine. Sul posto sono giunti i carabinieri che l'hanno convinta ad allontanarsi. L'episodio è accaduto alla scuola Manzoni di Udine. Si tratta di un insegnante al quinto giorno d'assenza in giustificata condizione che ha fatto scattare la sospensione dal servizio. Il dirigente degli istituti comprensivi terzo e quarto di Udine, Paolo Denardo, sottolinea che il provvedimento sarà sospeso quando l'insegnante si metterà in regola come stabilito dal governo, che ha indicato il 31 dicembre quale data per la durata dell'emergenza. Per qualche giorno non chiamerò nessuno a sostituire il docente, sono fiducioso di risolvere la questione a breve, afferma il dirigente scolastico, che attende maggiori chiarimenti dal ministero competente. Nel frattempo i ragazzi non perderanno ore di lezione, rassicura Denardo, perché saranno impiegati docenti assegnati in organico alle scuole attraverso la legge 107 del 2015, che possono essere utilizzati come supplenti in caso d'emergenza, potenziatori per alunni che hanno difficoltà d'apprendimento o per ampliare l'offerta formativa degli istituti. Al terzo comprensivo ce ne sono complessivamente 5, 2 dei quali destinati alla primaria e alla scuola per l'infanzia e 3 che sono docenti di inglese, musica e strumento musicale sono assegnati alla secondaria. Sono state invece fugate le preoccupazioni sull'obbligo del Green Pass per i genitori che accompagnano i più piccoli all'interno degli istituti scolastici. Non pretendono di entrare, conclude Denardo, nonostante siano abbastanza numerosi. Così, a spanne, secondo le segnalazioni delle maestre, sarebbero intorno al 50%. 2 le vittime del Covid oggi in Friuli Venezia Giulia, un uomo di 84 anni e una donna di 86, entrambi di Trieste, 11 le persone ricoverate in terapia intensiva, 48 in altri reparti, 159 nuovi casi su quasi 11.000 tamponi. In isolamento ci sono 1.140 persone, sono stati trovati positivi oggi 4 operatori sanitari. E dal 14 ottobre sarà molto complicato riuscire a prenotare un tampone rapido. Le farmacie hanno infatti già occupato tutte le agende per settimane, in alcuni casi addirittura fino a Natale, pur con ritmi da 100 test al giorno, sanno di non poter soddisfare tutte le richieste. Chi non è vaccinato, insomma, deve prepararsi a una vera e propria odissea. Per chi cerca di prenotare un tampone rapido dal 14 ottobre in poi si prospettano tempi molto difficili. Le agende delle farmacie sono letteralmente intasate fino a fine ottobre e anche oltre. Qualcuno ha occupato le date fino a Natale a colpi di prenotazioni ogni 48 ore. Tendenzialmente gli insegnanti, adesso tutti coloro che lavorano nelle aziende e i ragazzi delle società sportive cercano di prenotarsi più in là possibile. Andiamo da un 50 a un centinaio di tamponi al giorno. Adesso verso metà ottobre apriremo anche le liste per novembre e dicembre, quantomeno per quest'anno, per cercare di dare un po' di serenità a tutti quanti, però sappiamo già che non riusciremo a soddisfare le richieste del territorio. Un fatto confermato anche dal presidente del Consorzio Farmacisti Riuniti e di Federfarma Pordenone, Francesco Innocente, che sottolinea come per 15 euro a tampone, prezzo imposto dal decreto, tra costi, persone e tempo impiegato, sia impossibile rientrare della spesa e lo definisce un bagno di sangue ad oltranza finché i farmacisti potranno permetterselo, anche se lo fanno per spirito di servizio. Che cosa succederà allora dal 15 ottobre? Tante persone dovranno rimanere a casa se non riusciranno a trovare i posti, ma temo che faranno fatica, anche perché tante farmacie si sono convertite a laboratori per tamponi, tante altre non hanno la possibilità di farlo né per locali né per quantità di personale, per cui non tutte le farmacie riusciranno a dare questo servizio in quanto impossibilitate nel farlo.
Camper e altre unità mobili per portare i vaccini nei piccoli comuni e nei territori più isolati. Questo è l'impegno contenuto in un ordine del giorno di Forza Italia al secondo decreto Green Pass accolto dal governo. Primo firmatario è il deputato friulano Roberto Novelli. Ad oggi oltre il 77% della popolazione italiana over 12 si è vaccinata contro il SARS-CoV-2. Esistono però molte località sul territorio nazionale isolate o territori disagiati in cui c'è difficoltà per le persone che vi risiedono, soprattutto le persone anziane, ad accedere ai centri vaccinali. Ecco perché oggi è stato approvato un mio ordine del giorno che prevede, in accordo con gli enti territoriali, che il governo si impegni a fornire le risorse per attivare o potenziare quelle che sono le unità mobili, i cosiddetti camper vaccinali. Questi camper vaccinali sono già in funzione in alcune regioni e hanno proprio la funzione di andare a intercettare quelle persone che, pur volendo vaccinarsi, hanno delle difficoltà a farlo. Credo che l'iniziativa sia un'iniziativa importante che, estesa su tutto il territorio nazionale, non potrà che migliorare la percentuale di vaccinati. Visita in regione del sottosegretario della Lega Nicola Molteni, che è tornato sui temi dell'immigrazione, proponendo la ricetta della Lega per bloccare gli arrivi. Un lungo incontro con la polizia e la visita nella sede della frontiera sul Carso. Il sottosegretario Nicola Molteni oggi a Trieste ha incontrato gli operatori delle forze dell'ordine impegnati in particolare sui confini. Il sottosegretario ha voluto subito esprimere solidarietà agli operatori dopo le accuse dello scorso anno sui maltrattamenti verso i migranti, accuse poi smentite da una seconda sentenza. Gli uomini della polizia sono stati infangati ingiustamente di accuse di maltrattamenti o di atteggiamenti poco rispettosi nei confronti dei migranti, accuse cadute come era ovvio che fosse, e quindi per ribadire che la Polizia di Stato lavora con serietà, impegno, dedizione e rispetto delle regole. E poi per toccare con mano una realtà che non può essere negata. I flussi migratori per via terrestre da Trieste e non solo, e quindi sulla rotta balcanica, si sono riaperti, i numeri sono in aumento in modo importante, parliamo del 20-25% in più rispetto al 2020 e al 2021, negare il problema credo che voglia dire negare la realtà. Rafforzare il presidio attraverso i militari, riattivare le pattuglie miste sono solo due degli elementi che la Lega propone. Ma tutto questo, utile e necessario, rischia di essere vanificato se non torniamo a fare le riammissioni informali, cioè se non torniamo a fare quello che è stato fatto l'anno scorso e nel 2019, ovvero quello che fanno ad esempio i francesi con l'Italia. La necessità è quello che ci sia una scelta politica seria di tornare alle riammissioni informali per dare un segno e un segnale di attenzione da parte del Paese rispetto alla rotta migratoria balcanica. Ieri il sottosegretario ha anche visitato il CPR di Gradisca. Io sono per i CPR, tifo i CPR, nel nostro programma c'è un CPR per ogni regione, sono strumenti assolutamente indispensabili per fare il rimpatrio. Ferma condanna poi alle manifestazioni Novax sfociate nella violenza. Ognuno ha il sacrosanto diritto di manifestare pensieri e opinioni e anche di dissentire. Quello che non è consentito è quello che le manifestazioni si traducono in atti di violenza. Io condanno le violenze tutte di ogni forma e grado. La Commissione europea ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale la domanda di protezione della menzione tradizionale Prosek presentata dalla Croazia. Ora l'Italia ha diritto di opporsi alla domanda entro 2 mesi. Sulla questione ha parlato Stefano Patuanelli in un'informativa al Senato sul caso Prosecco. Il ministro delle politiche agricole ha detto che a oggi non è stata presa una decisione definitiva. Ribadisco l'impegno mio e di tutto il governo per bloccare questa errata e assurda decisione che mortifica la storia e l'identità dei nostri territori. Non spetta a me dirlo, ha aggiunto, ma indubbiamente il termine Prosek per affinità fonetica evoca nella mente del consumatore medio proprio il Prosecco italiano e per questo ritengo che non ci siano le condizioni giuridiche affinché esso possa essere registrato. Del tema ha parlato anche il presidente del Comitato delle Regioni dell'Unione Europea, Apostolos Tzitzikostas, in
incontro con il Presidente del Consiglio del Friuli Venezia Giulia, Piero Mauro Zanin, dicendo che ci dovrebbero essere azioni per non indurre in errore i consumatori nelle regole dell'Unione Europea. Il Prosecco, un vino che porto nel mio cuore, aggiunto, tipico di questa regione, ha poi ricordato che una simile vicenda riguarda in Grecia il formaggio feta. Rischia di saltare per la seconda volta consecutiva la visita del Presidente del Parlamento europeo David Sassoli ai luoghi della tragedia del Vajont. L'appuntamento è fissato per il 1° ottobre, ma una polmonite l'ha costretto al ricovero. Un anno fa il Covid, quest'anno una polmonite. Pare non essere destino per la presenza sui luoghi del Vajont del Presidente del Parlamento europeo David Sassoli. La sua visita è in programma per il 1° ottobre, ma potrebbe essere a rischio annullamento per la seconda volta consecutiva. Da qualche giorno Sassoli è infatti ricoverato in ospedale per una forma di polmonite. Siamo in contatto con il suo staff e la notizia più confortante riguarda lo stesso Presidente, le cui condizioni sono definite buone, ha spiegato il deputato europeo della Lega, Marco Dreosto, diretto organizzatore dell'evento. Per il momento non sono stati cancellati impegni o eventi già inseriti in agenda. La visita a Vajont, Derto e Casso resta ancora quindi fissata, ma si attendono sviluppi. Sarebbe la seconda volta in un anno che la trasferta da Bruxelles al Vajont salta per motivi sanitari. Sassoli sarebbe dovuto sbarcare nei 2 comuni toccati dalla tragedia del 1963 lo scorso 10 ottobre, ma il pomeriggio di 2 giorni prima un caso di Covid all'interno del suo staff ne impose una quarantena immediata. Stavolta il ricovero con una polmonite non legata al Covid. La sua visita nasce da un'interrogazione di Dreosto, dopo che il consigliere comunale di Vajont Fabiano Filippin evidenziò come dal 1963 nessuna autorità di Bruxelles abbia mai partecipato o promosso alcuna commemorazione della sciagura nei territori coinvolti dall'onda. Sassoli telefonò dopo poche ore all'eurodeputato leghista assicurandogli di voler rimediare personalmente alla lacuna istituzionale. È stata la sirena del pick-up della Protezione Civile ad annunciare l'arrivo del feretro del sindaco di Pagnacco, Luca Mazzaro, morto lunedì mattina dopo una lunga malattia. Ad accoglierlo nel parco di Pagnacco per la cerimonia dell'ultimo saluto tanti primi cittadini e tutta la comunità del paese, stretta alla famiglia, coperta dal tricolore, la bara, lutto cittadino, bandiere a mezz'asta. Mazzaro è stato ricordato come un uomo coraggioso e generoso, come amministratore onesto e impegnato, come padre e marito esemplare. Ci sono novità in arrivo a Udine per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti casa per casa. Verranno create 4 nuove isole ecologiche in altrettante aree della città. Presidente Raggi, che risultati sta dando il casa per casa e state pensando a nuove iniziative? Ma il casa per casa, come ho scritto più volte, come comunicato, sta andando molto bene, è in crescita, la cittadinanza sta rispondendo in termini qualitativi, di conferimento e soprattutto ritengo che nel tempo, a brevissimo, vedremo il superamento dell'80%. Faremo delle isole ecologiche tipo Via Podgora, però chiuse, in modo che sono dedicate soltanto a questi super condomini, eviteremo così di avere questi bidoncini stradali che sono più o meno andiamo a sistemare 3.400 bidoncini che verranno poi recuperati per le altre situazioni che stanno nascendo, perché la richiesta del casa per casa o porta per porta se preferite sta aumentando anche in altri comuni più piccoli, quindi fra poco diversi comuni limitrofi arriveranno anche loro al porta per porta. Abbiamo identificato 4 aree principalmente, una è quella di Piazzale Cella, che era il super condominio di Piazzale Cella, l'altra è quella di via Malborghetto, un'altra sarà via Monte Ortigara, i palazzi di Monte Ortigara, e Piazzale Chiavis, che ha delle criticità in quanto sono dei palazzi un po' particolari. Questa è l'anticipazione, intervista integrale a Screenshot alle 19:45. Restiamo a Udine, che ha eliminato oltre 40.000 metri quadrati destinati alle aree commerciali, ai centri commerciali, dunque più spazio ai negozi di prossimità, al verde e alle aree residenziali. La Giunta Comunale di Udine ha diminuito le aree destinate ai centri commerciali. 40.000 metri quadrati saranno tolti in 2 specifiche zone, una nell'area di via Forze Armate e una nell'area di viale Venezia, quest'ultima di oltre 32.000 metri quadrati. Da commerciali diventeranno in pratica agricoli, quindi verde per dirla insomma, mentre nella zona di via Forze Armate
da commerciale la zona diventerà una zona C, quindi per residenziale, quindi per abitazioni. E quindi per tutelare, per favorire anche le piccole attività commerciali abbiamo deciso quindi di togliere queste aree grandi destinate ai centri commerciali. È una scelta che favorisce il piccolo commercio e che tutela chi ancora opera in questo settore anche con difficoltà, soprattutto ancora in questo periodo di coronavirus in cui ci sono delle limitazioni in pratica all'attività del commercio. Gli esercizi di prossimità sono fondamentali, bisogna favorire la presenza sul territorio di un numero diffuso in pratica di questi negozi, soprattutto quelli alimentari che sono quelli di prima necessità. L'Università di Udine ha completato una campagna di scavi in Grecia, nel Peloponneso, alla ricerca dei confini di Micene. 3 spade micenee arrivate direttamente dal tempo degli eroi omerici e dell'Iliade stessa. È questo il risultato della 10ª campagna di scavo dell'Università di Udine nella necropoli della Trapezza di Egion in Acaia, una provincia del Peloponneso occidentale. Le 3 lame, trovate in tombe modeste, appartenevano a guerrieri residenti in una comunità montana, in una società come quella micenea in cui le armi avevano una circolazione molto limitata. Il loro ritrovamento, ha spiegato Elisabetta Borgna, coordinatrice della campagna di scavo, determina l'importanza dei defunti a cui appartenevano e ci dà importanti informazioni sui confini politici del regno miceneo nella tarda età del bronzo. Questa presenza sembra costituire una conferma a quanto racconta Omero nell'Iliade, quando riferisce che Agamennone in persona avrebbe guidato 100 navi di guerrieri, reclutati anche nella regione di Egion, dove sono stati effettuati gli scavi. Questo ritrovamento fa seguito a quelli delle scorse campagne, quando l'Università di Udine scoprì la cosiddetta Tomba 6, un sepolcro con ricchi corredi di ceramica e gioielli, oltre ad un deposito di oggetti in bronzo che comprendeva una monumentale cuspide di lancia da parata, sicuramente legata ad una figura centrale della vita politica della polis. 170 giornate dedicate alla prosa e 14 alla musica sono i numeri della stagione dell'ente teatrale regionale. Presentati questa mattina a Udine nella sede della Regione i 28 cartelloni teatrali 2021-2022 che fanno capo all'ente regionale teatrale del Friuli Venezia Giulia. 195 le giornate recitative, di cui 170 dedicate alla prosa, 11 alla danza e 14 alla musica. Una nuova stagione che speriamo quest'anno non abbia tutte le vicissitudini che hanno avuto le ultime 2, di andare sempre dritti. Siamo già sulle 200 repliche, tante iniziative, tanti spettacoli e tanti graditi ritorni come gli Oblivion, come Cristicchi e come Ballantini, spettacoli che sono andati molto bene anche nella ripresa estiva, dove abbiamo fatto una mini stagione 2021. Devo dire che con questa ripartenza a maggio già abbiamo visto un ottimo riscontro, la gente non aveva paura, veniva con la mascherina, col distanziamento, con tutte le norme anti-Covid, adesso ci sarà anche il Green Pass quando ripartiremo con le stagioni e quindi abbiamo visto che la gente ha voglia di stare insieme, ha voglia di vivere questo avvenimento dello spettacolo dal vivo. E spazio particolare anche alla danza. Passiamo dalla danza classica a quella neoclassica, contemporanea, la danza di ricerca e anche la danza di tradizione. È molto bello che queste proposte siano inserite a tutti gli effetti nel cartellone, nell'abbonamento delle stagioni. Questo è un passo molto importante per quest'arte che veniva prima, diciamo, ospitata al di fuori delle stagioni della prosa. Ora il pubblico si sta innamorando della danza e lo segue, devo dire, numeroso. Con la voce di Alex Britti verrà inaugurata domani Vocalia. Sarà il blues di Alex Britti a inaugurare l'edizione 2021 di Vocalia, il festival musicale del Teatro Verdi di Maniago. Un'edizione straordinariamente spostata a settembre dopo lo stop imposto dal Covid e che si conferma di altissimo livello musicale. Dopo aver ospitato nomi del calibro di Patti Pravo o Gino Paoli, sarà Britti a calcare il palco del Verdi. Un'edizione dedicata ad alcune sfaccettature del blues, ha commentato Gabriele Giuga, direttore artistico del festival, perché cominciamo con Alex Britti, conosciutissimo per le sue doti di bluesman, poi ci sarà Irene Grandi, cantante che noi conosciamo come rocker, con un progetto nuovo legato al mondo del blues, e chiudiamo con i Matt Bianco, una band inglese, per dimostrare al nostro pubblico quali sono le strade che ha seguito il blues successivamente alle origini.
Vocalia è un festival importantissimo per la città di Maniago e per tutta la regione, ha invece sottolineato l'assessore comunale alla cultura Anno Olivetto, perché rappresenta un evento centrale nelle attività culturali della nostra comunità. In corso la quinta giornata di campionato, domani l'Udinese sarà di scena a Roma per dimenticare la batosta contro il Napoli, tanti ballottaggi nella testa di Gotti, se ne parla tra poco a Sport FVG a seguire, poi il meteo. Io vi ringrazio per aver seguito il nostro telegiornale, vi auguro una buona serata, arrivederci.